La mancata assunzione di personale, che è l'argomento principale, alla mancata erogazione del salario accessorio, alle condizioni di lavoro che in questo momento stanno diventando insopportabili, dal momento che la carenza di personale è stimata intorno al 30-35%, per cui le attività non riescono ad essere garantite. Noi siamo molti in meno rispetto agli altri anni, siamo in costante decremento di personale in quanto con quota 100, così come per anzianità, e per forza di cose andiamo via e non ci sono sostituzioni. I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate insieme ai rappresentanti sindacali tornano a far sentire la loro voce con un presidio davanti alla direzione regionale di Marghera. Vediamo un abbandono da parte della dirigenza del singolo funzionario, dove viene delegato ormai per fare qualsiasi attività e quindi responsabilizzando i vertici. Questo assolutamente non è comprensibile, per questo noi siamo ormai da mesi in uno stato di agitazione perenne e le risposte non ci sono. Non ci sono soluzioni perché il governo è sordo alle richieste del tutto legittime che vengono avanzate dalle organizzazioni sindacali in ordine a valorizzazione di questo personale, investimenti, pagamento del salario del 2018 e parlo del salario di produttività, a fronte di una richiesta fortissima di un ulteriore recupero dell'evasione fiscale. Quindi da un lato si chiede un aumento di produttività, dall'altro non si pagano i lavoratori, non li si mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Qui nel Veneto abbiamo un problema sul problema. Il problema sul problema è legato al fatto che tutta la dirigenza applica ancora in maniera più restrittiva qualsiasi circolare che attiene alla sfera della gestione del personale, dimostrando quindi anche poca avvedutezza, perché poi alla fine di questo personale, ovvero delle tue maestranze, hai necessità per raggiungere gli obiettivi. Quindi una miopia totale. Se anche questa volta non saranno ascoltati, i sindacati passeranno ad un'azione più forte. Ma i dipendenti delle entrate non sono stati gli unici a protestare. In mattinata è stato organizzato un presidio per le stesse motivazioni anche dai lavoratori dell'Agenzia delle Dogane.